Sono trascorsi ormai 1000 anni da quando il viaggiatore arabo Edrisi cita il nome di Malga al-Khalil, letteralmente rifugio di Khalil, parlando di un remoto casale a nord dell'antica Menai, oggi Mineo, che prima dell'arrivo dei Normanni si sottomise interamente alla cultura araba, divenendo un valido supporto strategico sul territorio. Prima di tale citazione non esiste nulla di certo sull'origine di questo magnifico sperone di roccia, fortificato di fronte all'ampia valle dei Margi. Certo è che, giungendo in quei luoghi isolati e quasi del tutto abbandonati, dove traspare ancora il recente ricordo di una fremente attività agricola, si è come investiti da un rispettoso silenzio, quel silenzio che ormai conosciamo bene, essendo il solo padrone di quei luoghi dove la storia dell'uomo si è soffermata più e più volte, per poi migrare nuovamente verso regioni migliori. Lì, fra le ampie vallate e le dolci colline, al limitare dei margi, uno sperone di roccia calcarea ospita sulla cima l'antica fortezza di Mongialino, materializzando con tanta foggia quell'archetipica visione dei castelli delle fiabe, incantati di mitiche leggende, tanto che sembra naturale in quel paesaggio arido e agreste rievocare antiche visioni medievali di cavalieri e dame. Da lontano il possente torrione si erge fra le rocce che in passato hanno restituito anche antiche testimonianze di frequentazione umana, già nel bronzo antico, con ceramiche tipiche della cultura castellucciana. Prima di incamminarci per la fortezza, passiamo vicino a dei ruderi, posti alla base della rocca. Tra questi, oltre ai più recenti avanzi di una masseria, con tanto di granai, troviamo ciò che resta di un piccolo borgo con una seicentesca chiesetta, il cui soffitto è in gran parte crollato, e dove sulle pareti scorgiamo ancora tracce di bianco intonaco. Lo sfruttamento difensivo del castello favorì un tardo ripopolamento con la fondazione di borgo familiare, forse anche precedente alla chiesa seicentesca, in cui per centinaia di anni la frequentazione dell'uomo ne ha ampiamente usufruito. Fra le verdi erbe ancora tumide di rugiada, riusciamo a distinguere le vestigia di un antico sentiero battuto. Lì dove siamo diretti, tale illusione si concretizza osservando poco più in là i tagli nelle rocce e gli antichi riempimenti laterali atti a colmare le buche del terreno e favorire l'agevole percorrenza con cavalli e carrozze. Il resto di un muro poco più in avanti, alla base della collina, è l'unico frammento di una cinta muraria, la quale, con tutta probabilità, circondava l'intero sperone con perimetro poligonale. Saliamo, e l'ansia di arrivare in cima è crescente. La maestosa torre, infatti, è sempre più presente e la sua imponenza ci sovrasta dall'alto ingigantendosi oltre le nostre aspettative. Ad ogni passo ci sorprendiamo e ad ogni angolo sotteso la mano fa fatica a trattenersi dallo scattare fotografie, in quanto si ha l'irrefrenabile voglia di riuscire nell'intento di immortalare quelle sensazioni in ogni loro mutamento. Alla fine giungiamo per godere dell'agognato premio. Il Medioevo è innanzi e ci appare in tutta la sua bellezza.
La grande particolarità del castello risiede nella sua struttura interna, la quale rappresenta un unicum in tutto il panorama delle fortezze medievali siciliane del periodo. Si tratta di un grande torrione circolare con base leggermente a scarpa del diametro di circa 20 metri, dove al centro si trova una massiccia colonna di 8 metri, dalla quale si dipartono a raggiera una serie di archi a sesto acuto che sostengono la volta sovrastante e la base del piano superiore, il quale possedeva la medesima configurazione del soffitto, oggi purtroppo scomparso. Questa architettura, i cui ambienti interni hanno una distribuzione toroidale, ci trasmettono una forte sensazione di stabilità e solidità, anche per l'elevato spessore murario esterno di ben oltre 2 metri. Da una breccia, alla base della colonna centrale, osserviamo con sorpresa il fatto che essa sia a cava. Una soluzione architettonica geniale per un edificio militare, se si pensa che tale cavità fungesse da cisterna per la raccolta delle acque piovane convogliate da un terrazzo probabilmente adimbuto. Metà della torre è mancante, certamente crollata per i numerosi terremoti dei secoli passati, per cui entriamo in ciò che rimane ammirando i bellissimi archi e gli effetti visivi della raggiera. Le pareti interne erano ricoperte da un intonaco e ad una certa altezza lungo il bordo correva un cordolo di pietra levigata. Un'apertura ci invita ad uscire in quello che probabilmente era un cortile aperto, circondato da vari ambienti probabilmente utilizzati come caserme e stalle per la guarnigione. Alcuni frammenti di questi edifici sono ancora visibili e conservano le mura perimetrali esterne, dove possiamo osservare in un tratto ben conservate le merlature. Poco distante dal torrione scorgiamo un ingresso ad un sotterraneo, che altro non è che una seconda cisterna, dove è interessante osservare la sezione della parete e la tecnica usata per impermeabilizzare, mentre dal soffitto il sole abbagliante penetra da 2 pozzetti superiori. Riguardo alle vicende storiche di questo fortino sappiamo ben poco, se non i passaggi di possessione dei vari signorotti e feudatari del periodo svevo sino al Cinquecento, dati in cui è possibile supporre il suo abbandono per una successiva ripresa nel secolo successivo, con il popolamento del borgo alla base della rocca. Le notizie ci narrano che intorno al 1200 Mongialino viene donato da Bartolomeo de Lusi alla figlia Margherita, la quale, rinunciando alla proprietà, l'anno dopo se ne impossessa Manfredi, signorotto di Mazzarino.
Nel 1320 ne diviene proprietario Blasco Lancia e nel 1355 Manfredi di Chiaramonte. Dopo rimangono solo le testimonianze degli storici e i viaggiatori come il Fazzello nel 1558 e l'abate Vito Amico nel 1757, il quale descrive i resti del castello in quella data come ancora integri. Questo lato la torre è molto ben conservata e ne possiamo apprezzare quello che era la sua reale imponenza, senza considerare il fatto che un tempo aveva almeno un secondo piano interamente in muratura e forse altri due superiori in struttura lignea. La bellezza del castello di Mongialino travolge il viaggiatore, poiché, diversamente da quanto possa accadere per tutte queste strutture medievali leggendarie, di cui, ahimè, nel Val di Noto furono annientate dal grande sisma di fine Seicento, qui l'imponenza della muratura, la solidità dei bastioni, l'ingegno dell'architettura militare medievale ci coinvolge interamente. Il castello di Mongialino resta lì, su quello sperone, perso nei silenzi delle stagioni, dei secoli, dove di tanto in tanto viaggiatori e curiosi vi fanno visita, come in un sacro pellegrinaggio, e dove al contrario moltissimi non ne conoscono neanche l'esistenza. Eppure quelle pietre sonnecchianti, sottoposte alle sferzate dell'acqua e del vento, rimangono tuttora in piedi, portando con sé i ricordi spenti di tempi lontani, di uomini vissuti e di cui ormai non ne sappiamo più nulla. Ad oggi quelle pietre sonnecchianti divengono una gigantesca lapide senza nomi, ma di sole lettere sparse che accennano vagamente ad antiche leggende di epoche lontane, risuonando fra le valli di questa meravigliosa terra.